Mariamico di Agrigento interviene con un suo comunicato stampa e un video forniteci sulle condizioni della battigia Frangiflutti del porto di Porto Empedocle, affermando come negli scorsi anni è stata realizzata una inutile e dannosa colmata a mare dove ancora oggi, dopo diversi anni dall'inizio dei lavori, si cerca di capire cosa farci. Ora addirittura, secondo Mariamico, si torna a parlare della grande opera del rigassificatore, ma intanto il castello di cartone va in malora a causa dei lavori fatti senza scrupoli da imprese quantomeno scorrette e tecnici compiacenti. Si assiste infatti allo sgretolamento dei massi in conglomerato cementizio collocati in modo scriteriato nella parte terminale della mantellata di ponente della sopra richiamata colmata, come vediamo dalle immagini. I massi che avrebbero dovuto proteggere la colmata, costata tantissimi miliardi delle vecchie lire, oggi per difetto dell'aggregante cementizio si sgretolano per l'effetto dei vortici che si creano nella parte della testata della mantellata che penetrano dentro i massi artificiali, erodendoli dall'interno anche attraverso il fenomeno della carbonatazione. In questo modo si diminuisce il peso dell'ammasso, portandolo al collasso e facendo mancare la funzione di difesa della colmata. Insomma, conclude Mariamico, anziché avere massi pesanti di conglomerato cementizio a difesa della colmata, ci troviamo di fronte a dei bignè di pasta cementizia.